vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini. E poco prima, l'aspettativa è dall'applicazione diretta degli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione, lo ricordo a me, articolo 2, diritti fondamentali dell'uomo, articolo 9, tutela del paesaggio, articolo 42, tutela della proprietà che deve assolvere la funzione sociale. Dall'applicazione diretta di questi articoli si ricava il principio della tutela della personalità umana e del suo concreto svolgimento nell'ambito dello Stato sociale, anche in relazione al paesaggio, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti per classificazione legislativa il demanio o il patrimonio oggetto della proprietà dello Stato, ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività, che devono ritenersi comuni, prescindendo dal titolo di proprietà, risultando così recessivo l'aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto agli interessi della collettività. Cioè anche la Corte di Cassazione del Foro delle Questioni Unite sono convinti dell'esistenza, della configurabilità nel nostro ordinamento di beni comuni, dove la fruizione finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali della persona hanno diritto di cittadinanza. In ogni caso però la definizione che ancora oggi appare più articolata di beni comuni, anche se ormai risale a 6 anni addietro, è quella che risale alla famosa commissione Rodotà, incaricata di modificare le norme del codice civile in materia di beni pubblici, che tra le altre cose detta una definizione dei beni comuni che mette conto, vi ricordate, sono beni comuni, di questa relazione Rodotà, le cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari dei beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o private. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio. Salvo la serie di righe che non ci interessano, sono beni comuni, qui un'esemplificazione, un'elencazione, tra gli altri, sono beni comuni tra gli altri, i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti, i laghi e le altre acque, l'aria, i parchi, le foreste, le zone boschive, le zone montane di alta quota, gli acciai, le neve perenni, i lidi e i tratti di costa chiamati di terra ambientale, la fauna selvatica, la flora, i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche. Questi beni comuni qui indicati sono i beni che fanno parte della terra che partecipiamo tutti i giorni, sono beni che hanno un carattere evidentemente materiale e tutto sommato per la sistemazione giuridica di questi beni non vi sarebbero grosse difficoltà. In fondo si tratterebbe di individuare, anche se non è semplice, delle forme che privilegiando sull'appartenenza la fruizione, consentano appunto l'accesso di questi soggetti, a tutti i soggetti, l'accesso, la fruizione di questi beni per la realizzazione dei loro interessi fondamentali. Oppure un'altra via che si potrebbe pensare per dare un assetto a questi beni potrebbe essere un resuscitare la vecchia proprietà collettiva, questa proprietà collettiva che anche
anche quando la rivoluzione francese ha affermato l'idea della proprietà, diritto egoista, individuale, esclusivo, non ha mai cessato di esistere. Anche nel nostro paese esistono delle realtà, dei beni che hanno sempre continuato ad appartenere a collettività, non ad individui. Quindi per questi beni diciamo che hanno una base materiale, questi beni comuni materiali, i problemi dal punto di vista giuridico in qualche maniera sembrano affrontabili, ci vuole una volontà politica per affrontarli, presuppongono ovviamente una nuova democrazia, però diciamo da un punto di vista tecnico sono problemi in qualche modo affrontabili. Ma beni comuni non sono solo questi. Il web, la rete, è un bene comune, può essere considerato un bene comune. Vi sono oggi numerosi paesi che hanno riconosciuto l'accesso a internet come diritto fondamentale, tra questi l'Estonia, la Grecia, l'Ecuador, la Finlandia, il Perù. E l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa si sono espressi a favore della garanzia del diritto di accesso. Un rapporto presentato all'ONU nel 2011 si qualifica espressamente come diritto fondamentale il diritto di accedere ad internet, quindi la rete. E il genoma umano, a chi appartiene il genoma umano? La breve stabilità dei suoi frammenti o di sequenze, attribuendo un diritto di natura proprietaria su tali frammenti, proprietaria individuale, su tali frammenti o sequenze a soggetti determinati, è coerente con la realizzazione degli interessi fondamentali che sicuramente ognuno di noi ha sul genoma, sul proprio genoma, o sul genoma che accomuna tutta l'umanità e probabilmente tutto il vivente. Il problema è quello della stabilità del vivente, oggi ammessa in maniera contraddittoria, ma comunque si ammette la stabilità di virus, di batteri, di forme di vita. È ammissibile una cosa del genere? O il genoma è forse il bene comune per antonomasia, per eccellenza, perché quello su cui si appunta la nostra vita? È pensabile che avvenga questo oppure bisognerebbe trovare un meccanismo che consenta a tutti di studiare, di fare ricerca sul genoma liberamente e soprattutto, posto che queste ricerche sono finalizzate alla tutela della salute, che consenta a tutti gli esseri umani, a tutti gli appartenenti all'umanità di partecipare ai vantaggi che queste ricerche possono dare. Ora, mentre rispetto ai beni di cui abbiamo parlato prima, quelli indicati nella relazione Rodotà, vi dicevo, i problemi tecnici esistono, insomma, sono in qualche maniera credibili, naturalmente ne parleremo se ce ne sarà l'occasione, rispetto a questi altri beni comuni, il web, il genoma, qui c'è una tale commissione tra elementi materiali e immateriali che la soluzione, l'assetto della prospettiva del diritto non è affatto semplice e probabilmente prima di mettere mano ad una ricostruzione, ad una sistematizzazione di questi fenomeni, bisognerebbe ancora attendere che tali nuovi beni comuni acquistino una maggiore consistenza già sul piano sociale e politico. Insomma, e concludo, parafrasando un'espressione che Ugo Mattei usa nel suo saggio pubblicato nella rivista, la marcia controegemonica, volta a costruire una legalità nuova, che non sacrifichi alla logica delle privatizzazioni addirittura anche il vivente, ciò che è vivente, è con buona probabilità ancora lunga, molto lunga. Grazie.